Che pensa del famoso terzo mandato dei presidenti di cui tanto si parla adesso? Penso che sia tossicodipendenza. Penso che sia tossicodipendenza da potere. È come un tossico che non riesce più a fare a meno della sua dose di notorietà, di potere, di essere fermato per strada, di decisione, e non riesce a proiettarsi in una vita al di fuori di quello. È terrorizzato di tornare a essere un comune cittadino. Lapidario sul terzo mandato ai governatori, primo fra tutti Zaia. Per un attimo sembra tornare lo Jacopo Berti di 10 anni fa, quando era lui il volto del Movimento 5 Stelle in Veneto, sfidante proprio di Zaia alle regionali 2015, ficcante e all'attacco come erano i grillini della prima ora. Perché il cuore è rimasto legato a quell'esperienza, anche se oggi il suo presente è quello di imprenditore che guarda da fuori lo scontro degenerato in rissa tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. E da quale parte stia è chiaro, tanto da citare il cofondatore Gianroberto Casaleggio. E diceva: i partiti politici proveranno a copiarci prima di scomparire. Ed è plasticamente si è avverata al contrario questa profezia. Quando tu nasci con degli ideali molto chiari, molto forti, completamente contrapposti rispetto a tutto quello che era esistito sul campo politico fino a quel giorno, nel momento in cui rinunci a questo e di fatto diventi uno dei tanti, con le stesse regole, con gli stessi problemi, con gli stessi bisticci, con le stesse correnti, ma perché è la domanda? Cioè, rimane ben poco secondo me. Il grande ex salutò il movimento già nel 2020, a fine legislatura regionale, in tempi non sospetti, quando tra Grillo e Conte erano ancora rose e fiori, perché le crepe le aveva già intraviste, quando da no compromessi si era passati ai compromessi. Io sono stato in quel 2% che ha votato no all'alleanza con la Lega nel 2018. Quindi le dico, se fosse per me, avevamo sempre detto che saremmo andati da soli e avrei continuato ad andare da soli. Conte, con la sua battaglia sull'abolizione dei 2 mandati, ha fatto il resto. Anche un santo dopo 10 anni in una stanza puzza, e dopo un po' tantissime persone che ho conosciuto iniziano a pensare che quelle cose sono sue, che sono i suoi contatti, che sono le sue capacità, che sono anche i suoi soldi. No, sono i soldi dei cittadini. Ma il primo campanello d'allarme e uno dei motivi per i quali, lo dice lo stesso Berti, si convinse a mollare risale al 2017, l'anno del referendum sull'autonomia, che Berti, grillino del nord-est, appoggiò senza se e senza ma, perché la democrazia diretta era il sale del movimento. Ma quando portò le sue ragioni a Roma, in un vertice con gli esponenti delle varie regioni, trovò il muro. Presi un pennarello, giuro, non è una storia, è andata veramente così. Presi un pennarello alla lavagna e scrissi: votanti, cittadini veneti 4 milioni e 6. Votanti in Veneto circa 2 milioni e mezzo. Adesso mi correggeranno. Sì. Votanti per il referendum tipo 2 milioni e 2, sì, tipo 2 milioni e 100. Ora, storicamente, il Ministero degli Interni ci dice che la quota di elezione del centrodestra gira intorno al 1 milione di voti in Veneto. Vuol dire che c'è 1.200.000 cittadini veneti che non votano né Lega né centrodestra e che quindi votano PD, 5 Stelle, che ne so, la qualunque, e che hanno espressamente chiesto nelle urne di avere l'autonomia. Fine! E quindi, e che cosa le hanno detto? Niente, silenzio, sì, vabbè, ma poi ti spiego, è diverso, no, ma perché? E io dico, io vado dritto e ciao. Come andò a finire lo sappiamo, e su come sia diventato il movimento oggi, per Berti è chiaro. Il rischio è che diventi un movimento solo del sud, se poi il movimento sarà ancora quel nome. Ma perché lei è veramente gentile a dire che c'è un rischio. No, rischio, adesso non voglio perché essere... ormai è una cosa conclamata.